Buongiorno da Bruxelles, siamo al Parlamento europeo, 75 deputati saranno poi votati per l'Italia alle prossime elezioni e siamo con una delegazione di Taglio di Po, capitanati del sindaco Laila Manangoni. Un incontro veramente importante, ospiti dell'eurodeputato Gazzini per presentare da parte del Comune di Taglio di Po alcune proposte per la sicurezza idraulica e poi una proposta per il danno che potrebbe portare per il granchio blu anche per quanto riguarda il turismo. Lei ha voluto fortemente questo incontro, perché in particolare? Logicamente per avere il filo diretto, il nostro parlamentare, l'onorevole Gazzini, fa parte della Commissione Turismo e abbiamo voluto a voce mettere il problema che il turismo può soffrire proprio per questa presenza che è invalidante per il nostro territorio. Ecco, l'abbiamo sottolineato nell'intro, quanto diventa importante e quanto poco conosciamo questa realtà e questa istituzione che è il Parlamento europeo. Anche dal punto di vista economico tutto passa di qua e abbiamo conosciuto quanto è importante e quanto noi non stiamo sfruttando appieno. Hai centrato il punto, Leandro, hai centrato il punto perché non conosciamo molto questa realtà. Quindi valuta questa esperienza positiva e pensa di portare a casa qualche risultato importante? Allora, valuto questa esperienza molto positiva e sicuramente ne trarrò beneficio perché altrimenti non sarei venuta.